Dopo la vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, al Bentegodi arriva il Cagliari lanciatissimo dalla cura di Allegri, vicinissimo alla zona Europa. Mister Mimmo Di Carlo conferma Frey e De Paula, Iori al posto dello squalificato Rigoni davanti alla difesa. Una partita molto bella, parte forte il Cagliari, siamo al terzo minuto, c'è Kossu che mette la palla per Lazzari, il tiro alto sopra la traversa, buona la partita per il centrocampista sardo e anche di Kossu, sempre più nel giro della nazionale, sembra appunto vicino alla sua convocazione. Siamo al 22esimo, c'è il colpo di testa di Pellissier fuori alla destra della porta, difesa da Marchetti, ma un buon Chievo molto disinvolto che non fa calcoli e non gioca ovviamente per il pareggio. Infatti arriva il gol al 33esimo di De Paula, al suo primo sigillo in Serie A, il suo primo gol con la maglia del Chievo. Ovviamente ovvia la gioia per il giocatore brasiliano che va a festeggiare con i suoi compagni di squadra. Bello l'assist di Yepes, il colombiano, che la mette proprio per De Paula, bravo di sinistro a battere Marchetti per il gol dell'1-0, un risultato meritato. Il Chievo sicuramente ha fatto molto bene fino a questo momento. Allora il Chievo che prova anche a trovare il gol del 2-0, la botta di Marcolini, guardate il volo di Marchetti che va a mettere in calcio d'angolo, e su questa emozione finisce il primo tempo. Passiamo ai secondi 45 minuti e arriva la doccia gelata per il Chievo con il gol di Astori che va a segnare praticamente di pancia. C'era stato il calcio di punizione battuto dalla destra da Andrea Kossu, un tocco di un giocatore del Chievo, sembra proprio Luciano, il pallone che arriva da Astori che in qualche modo proprio di pancia mette dentro il gol dell'1-1, battendo imparabilmente Sorrentino che non può nulla, cerca anche di togliere il pallone da dentro la porta, ma nulla di fatto. Arriva il gol dell'1-1 al 24esimo, guardate la bella azione di De Paula, il cross, non ci arriva nessuno, occasione sprecata, nessuno che ha seguito l'azione dell'attaccante brasiliano. Passiamo ora al 27esimo, Luciano al limite dell'area, il tiro alto sopra la traversa, buona la partita anche per il giocatore brasiliano, buona la partita per Luciano. Siamo al 32esimo perché il centrocampista è proprio protagonista di un'azione molto dubbia, arriva il cross dalla sinistra di Mantovani ed è proprio Luciano che viene forse messo giù e chiede un calcio di rigore che però non verrà assolutamente concesso. Il Chievo comunque cerca la vittoria e siamo al 33esimo, un'azione che si sviluppa sulla fascia di sinistra, il cross di Mantovani, il colpo di testa di Astori addirittura che va a finire sul palo battendo Marchetti, ed arriva Granoce più veloce di tutti che la mette dentro per la rete del 2-1. Grandissima la gioia per l'attaccante giallo-blu che festeggia così il suo primo gol con la maglia del Chievo. Avete visto il pallone finito sul palo e rivediamo proprio da questa angolazione il colpo di testa di Astori che va a schiantarsi sul legno, e poi Granoce più veloce di tutti e la mette dentro per quello che sarà il gol vittoria. Al 36esimo ci prova Bentivoglio con questo tiro da fuori ben parato però da Marchetti. Passiamo ora al 44esimo perché il Cagliari prova ad arrivare al pareggio, il colpo di testa di Larry Vey, la palla che sfuma in fallo di fondo alla destra della porta difesa da Sorrentino. Passiamo ora al 48esimo e ancora Granoce che viene ben assistito da Pinzi che ci crede, Pinzi che passa la palla all'attaccante, l'attaccante si gira molto bene, il tiro ben parato da Marchetti, bravo il portiere del Cagliari, e su questa azione finisce la partita dopo oltre 4 minuti di recupero. Il Chievo batte il Cagliari 2-1.